Premier incaricato Giuseppe Conte accoglie i risparmiatori truffati dalle banche, li risarciremo, dice, soddisfatte le associazioni. Stamane l'incontro di Conte con il presidente di Banca Italia Visco. Nel frattempo il Veneto attende la lista dei ministri. Tra i nomi che circolano spunterebbe anche quello dell'attuale assessore regionale e sociale Manuela Lanzarin, che andrebbe al Dicastero della Famiglia. Tragedia a Musile, il corpo di una 36enne rinvenuto nel Piave. Alcuni testimoni l'avrebbero sentita gridare aiuto prima del dramma. Allarme suicidi, una 16enne salvata in extremis mentre stava per lanciarsi da un cavalcavia nel Trevigiano, un 43enne in ospedale dopo aver tentato dell'estremo gesto all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Tragedia in Brasile per un 37enne vicentino, istruttore di kitesurfing, un colpo di vento improvviso in mare lo fa impattare con la tavola da surf, l'uomo annega. Il futuro del Veneto, la politica e il governo è molto alto. Stasera a 20:10 ospiti un Massimo Cacciari a 360 gradi. Domani in Emilia il matrimonio di Giancarlo Gentilini con la sua Maria Assunta. Siamo stati a trovare la coppia alla vigilia dell'evento tra prove di vestiti e messaggi d'amore. Turismo in costante crescita nella Marca per hotel ma anche agriturismi, anche il cicloturismo dell'Europa del Nord è il successo della Greenway lungo il Sile. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando della politica, di quanto sta accadendo a Roma e che si intreccia fatalmente anche con le vicende del Veneto, non solo perché, come sappiamo, da giorni la promessa e l'obiettivo è quello di portare avanti il tema dell'autonomia, ma anche per un altro tema molto caro ai veneti, purtroppo in questo caso, e cioè il crack delle ex popolari del Veneto, in attesa di sapere quale sarà la squadra dei ministri del governo, e anche in questo caso il Veneto attende e ci sono anche nomi nuovi che spuntano tra i 8 ministri. L'impegno ieri faccia a faccia con i risparmiatori truffati dalle banche venete da parte del Premier incaricato Giuseppe Conte. Giornata intensa quella di ieri per il Premier designato Giuseppe Conte, prima l'incontro con le forze politiche che siedono in Parlamento, poi a sorpresa il professore ha deciso di incontrare i rappresentanti dei soci coinvolti nel crack delle popolari venete. Che hanno sofferto per il default di alcune banche. Queste persone anch'esse hanno diritto, come tante altre, ad essere ascoltate dalle istituzioni. Sono persone che chiedono il rispetto dei loro diritti e che il loro risparmio venga tutelato. A loro il potenziale Premier ha dato una serie di rassicurazioni. La tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici, di una vita di lavoro, sarà uno dei principali impegni di questo governo, il governo del cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito. Soddisfatti al termine dell'incontro i rappresentanti delle associazioni che da tempo si battono per le migliaia di persone coinvolte perché vengano risarcite. Siamo soddisfatti dell'incontro, siamo fiduciosi, c'è volontà, immediatezza, il programma, il contratto di governo prevede legge vigente, fondo dai conti dormienti, la volontà del Presidente è stata secondo me molto di spessore, ha capito il problema è un problema dell'Italia e va risolto immediatamente. Oggi invece Giuseppe Conte incontrerà il governatore della Banca d'Italia Visco. Dopodiché il futuro Premier dovrà presentare al Capo dello Stato Mattarella la lista dei possibili ministri. I ministri che proporrò, così come il sottoscritto, saranno ministri politici. Saranno cioè persone che condividono obiettivi e programmi del governo del cambiamento. E c'è attesa di capire se e quanti saranno i veneti che siederanno a Palazzo Chigi, oltre ai nomi che da giorni circolano nei palazzi romani del leghista Lorenzo Fontana, veronese, al quale potrebbe andare il Dicastero della Difesa o dell'Agricoltura, e dei pentastellati Fraccaro, D'Incà e Indrizzi. Nelle ultime ore sono spuntati nomi nuovi come quello dell'imprenditore Massimo Colombana e dell'assessore regionale Manuela Lanzarin. A lei potrebbe essere affidato il Ministero della Famiglia. Ore di attesa dunque. Intanto sul tema delle banche è intervenuto questa mattina a La Voce del Mattino l'ex sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, lodando la prova
dell'impegno del Premier incaricato Conte, ma indicando anche, ricordando anche un altro percorso importante che potrebbe aprirsi sul fronte dei risarcimenti. Allora sentiamo le sue parole. Sulle venete in questo momento, al di là delle dichiarazioni puramente di principio importante, ma che restano semplici dichiarazioni se non ci sono i soldi sul risarcimento ai truffati, io credo che la politica nazionale e più ancora onestamente la politica veneta, ad esempio la regione, chi ha responsabilità di rappresentanza istituzionale regionale, deve preoccuparsi di come funziona la SGA. Cos'è la SGA? È la società di Napoli, partecipata dal Ministero dell'Economia, che ha in pancia in questo momento 18,9 miliardi di NPL delle due banche venete. Quei 18,9 miliardi, se gestiti bene, possono dare ossigeno importante ai risparmiatori e da lì arrivano, anziché che dalle casse pubbliche, quindi dalle tasche degli altri contribuenti, i soldi per risarcire anche gli azionisti, e al tempo stesso possono evitare che in questa azione di recupero si trasformi anche per i debitori, quindi imprese e famiglie venete, in un massacro di espropriazioni. Se gestite male invece possono da un lato mettere in difficoltà i debitori e dall'altro non far avere ragione agli azionisti che vogliono essere risarciti. Quello è il tema. Okay? Io vedo che invece, nonostante da febbraio ci siano in pancia questi 18,9 miliardi, tutti stanno là, si guardano in giro. Io credo che la Regione dovrebbe assolutamente fare in modo che il MEF, a maggior ragione oggi che sarà un MEF allineato politicamente alla Regione Veneto, metta nel Consiglio di amministrazione della SGA qualche figura di riconosciuta capacità ma anche di fiducia per la stessa Regione Veneto. Intanto, come sapete, il dibattito sulla figura di Giuseppe Conte in questi giorni è stato fitto, perché il caso del curriculum ha creato ovviamente scompiglio, si è creato un dibattito appunto attorno alla figura di Giuseppe Conte, anche se le ultime appunto dichiarazioni portano a dare maggiore fiducia a questa figura. Abbiamo chiesto allora ai cittadini cosa pensano di questo Premier per adesso ancora incaricato, Premier con riserva, che ha accettato con riserva l'incarico del Capo dello Stato. Sentite cosa ci hanno risposto. So che ha detto che sei l'avvocato di tutti, non mi pare che sia bene, o no? Perché non le pare? Perché un avvocato che cos'è il paese noi non è un politico. Quindi lei avrebbe voluto un politico? Sì, perché ha esperienza. Io avrei preferito Emma Bonino, perché è una donna, è preparatissima, è l'unica, penso, politico italiano che sa l'arabo, ha studiato. Non dico nulla, non c'è niente da dire. Se da una parte c'è chi non vede di buon occhio la figura di Giuseppe Conte alla guida del nostro paese, si sente sfiduciato e si dimostra anche disinteressato, dall'altra ci sono invece dei cittadini che hanno deciso di concedergli fiducia, almeno finché non dimostrerà di non meritarla. Bisogna avere pazienza, provare, perché insomma sta gente è solo brava a criticare l'altro, quello che fa l'uno fa l'altro, quindi sono bambinate, secondo me, quello che fanno i partiti contro. Lasciatelo lavorare, dopo potete criticare, avete 5 anni di tempo. Se non si inizia alla svolta, tutti vogliono una svolta, poi c'è un accenno di svolta e non vorrebbero permetterlo. Quindi dovrebbero nascondersi e star zitti quelli che potevano far meglio prima, il PD e anche il centrodestra. Pertanto a me fiducia dopo. È un errore veniale, un peccato veniale il fatto che non abbia proprio tutte le carte in regola, però gli altri, i nemici, si attaccano anche su questo. Io darei fiducia a questa persona, hanno tentato tutto, hanno cercato di mettersi d'accordo che non andavano d'accordo fra Salvini e Di Maio. Secondo me adesso che è stata fatta non intrecciamo le cose, andiamo avanti e forse con un po' di fiducia riusciremo a fare qualcosa. Deve essere una persona capace, questo è fondamentale, che poi sia un politico o un tecnico, importante è che faccia bene il suo lavoro. Quindi da cittadino insomma lei è per dargli fiducia? Certo che sì. Poi se sbaglia pace, però una persona bisogna dargli fiducia, devo vedere se sa fare, no? Diamogli l'opportunità e se è in grado, come hanno detto, ben venga per noi italiani soprattutto.
Lasciamo la pagina politica, adesso apriamo quella della cronaca con la tragedia, il dramma consumatosi a Musile di Piave, il corpo di una 36enne rinvenuto proprio dalle acque del fiume e un giallo un po' sulla ricostruzione di questo dramma. Ci racconta tutto in diretta telefonica da Musile il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Musile, davvero una vicenda drammatica quella che ha coinvolto una donna di 36 anni residente in paese, il cui corpo privo di vita è stato recuperato nel Piave dai vigili del fuoco questa notte all'altezza della chiusa di via Intestadura. E i carabinieri stanno cercando di capire il motivo per cui questa donna sia finita nel fiume. Allo stato non si esclude nessuna ipotesi, ma potrebbe non trattarsi di un gesto volontario, perché proprio questa notte molti hanno sentito la donna chiedere aiuto. Purtroppo gli aiuti sono arrivati troppo tardi, la donna è stata trascinata dalla corrente e si sono perse le tracce di lei fino a quando varie squadre dei vigili del fuoco non sono intervenute poco dopo le 23 per partire con queste febbrili ricerche che purtroppo hanno avuto l'esito che si è detto. È stato ritrovato il suo corpo verso l'una e è stata recuperata a circa 200 metri da dove era stato indicato inizialmente il punto in cui chiedeva aiuto. Non sono stati trovati segni di traumi sul suo corpo da un primo esame esterno, ma naturalmente si saprà qualcosa di più dopo la probabile autopsia disposta dalla autorità giudiziaria. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti da Musile di Piave e altre notizie nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Un'altra tragedia che però colpisce il Vicentino, tiene in particolare una tragedia avvenuta in Brasile, dove Cristian Pesavento, 37enne di Tiene, gelataio, è morto a Porto Seguro, città del Brasile, nello stato di Bahia, durante un'uscita di kitesurfing di cui era istruttore in mare, uno sport estremo, metà tra il windsurf e il parapendio. A causa di una corrente d'aria che ha spinto in modo anomalo l'aquilone del kitesurf, l'uomo ha perso il controllo della tavola ed è stato colpito al collo dal surf, poi è ricaduto in acqua. Non è ancora chiaro se il decesso sia avvenuto subito dopo il colpo violento oppure per affogamento in mare. Sarà l'autopsia ad accertarlo appunto dalle autorità brasiliane. Una tragedia invece che è sfiorata, è un dramma però, che nasconde un dramma, un disagio interiore, quello di una ragazza di appena 16 anni che ha tentato di lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia a Vittorio Veneto, è stata salvata in extremis dalla polizia. 16 anni appena, in bilico sul cornicione di un cavalcavia sull'A27 con l'intenzione di gettarsi di sotto, di compiere un gesto eclatante per esprimere il disagio che reprimeva dentro di sé. Un automobilista ha dato l'allarme ed è scattata una macchina dei soccorsi che le ha salvato la vita. È accaduto ieri sera alle 21:30 nel territorio di Vittorio Veneto. Carpesica, via Delivera, è qui che si stava consumando il dramma dell'adolescente. Sul posto la polizia stradale, oltre a un proprio mezzo, ha fatto convogliare una pattuglia del commissariato di Conegliano e un'ambulanza del 118, una corsa contro il tempo nella speranza che la ragazza non attuasse le sue tragiche intenzioni. Quando gli agenti sono arrivati, la sedicenne era ancora lì, salva ma confusa e sotto shock. L'hanno portata al sicuro e affidata alle cure dei sanitari che l'hanno accompagnata all'ospedale di Conegliano per essere visitata. Ed è allarme proprio sul tema, la piaga dei gesti estremi, perché proprio stamane un 43enne di nazionalità ungherese si è lanciato dall'altezza di 8 metri dalle cisterne dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, poco dopo le 8:30 in una zona interdetta ai passeggeri. Il protagonista di questo gesto folle è uno straniero di nazionalità ungherese che all'improvviso si è lasciato cadere sul posto. Assieme alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il SUEM, l'uomo di 43 anni è stato rapidamente trasportato all'ospedale all'Angelo in gravi condizioni ma fortunatamente vivo. Gli inquirenti stanno cercando di capire le cause del gesto e ancora purtroppo, come dicevamo, la piaga di questi drammi. Due automobilisti che ieri sera hanno salvato un uomo che aveva appena scavalcato la grata
di un ponte tra i territori comunali di Foggia ed Enego, quindi siamo sull'altopiano di Asiago. Voleva gettarsi da 160 metri. Questi uomini sono riusciti a fermare la macchina, a bloccarsi e hanno tratto in salvo l'aspirante suicida di 35 anni. Purtroppo, come dicevamo, la piaga di questi gesti estremi che è sempre più frequente. Adesso la sicurezza stradale e 3 automobilisti che sono stati denunciati durante i controlli notturni dei carabinieri di Abano. Abano Terme, in 2 alla guida sotto l'effetto di alcolici e un terzo automobilista trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Si è conclusa con 3 denunce alla nottata di controlli dei carabinieri. Un 46enne romeno beccato con un valore di alcol circa 3 volte superiore al consentito e poco più di 1,32 grammi per litro riscontrati ad un 34enne di Albignasego. Un 33enne di Monselice è stato invece trovato con stupefacenti che gli sono valsi la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. È uno schianto tremendo questa mattina nella zona di Ormelle, siamo in provincia di Treviso, lo schianto tra un'auto e un camion intorno alle 6:50. Ovviamente il veicolo, l'auto è finita fuori strada semidistrutta in un fossato. Ferito nello scontro ovviamente l'automobilista, un 40enne opitargino. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti, ma vedete le immagini sono impressionanti di questo ennesimo incidente nella Marca trevigiana. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale per tornare a parlare di sicurezza a Padova e del progetto di creare la nuova questura di Padova in Vianelli. Il progetto è stato annunciato qualche giorno fa dal Comune, i tempi non sono corti, 7-9 anni, per i sindacati di polizia troppo lunghi. Nuova questura in via Anelli il prima possibile. Per i sindacati di polizia va bene la nuova collocazione, parcheggi per il personale permettendo, va bene lo scambio di beni immobili tra Comune e Demanio. Quello che non va bene è che per costruire l'edificio della Polizia di Stato in via Anelli ci voglia così tanto tempo. Mi sembrano veramente eccessivi dai 7 agli 8 o forse 9 anni per vedere una nuova questura a Padova. C'è da tenere presente che il Comune dovrà affrontare lo scoglio dell'accordo economico con i proprietari dei mini del complesso Serenissima. L'acquisto si aggira sui 30.000 euro a unità. Vedremo quanti accetteranno senza discutere l'offerta del sindaco. Poi ci sono i cosiddetti tempi romani, legati allo scambio area Prandina, area via Anelli tra Comune e Demanio. Chiaramente anche questo è un aspetto che andrebbe chiarito fin da subito. Noi sappiamo molto bene che purtroppo le risorse per quanto riguarda il nostro Ministero sono veramente esigue, per cui nel corso di questi anni abbiamo visto come le collaborazioni con gli enti locali hanno poi determinato dei buoni risultati, vedi ad esempio la creazione del commissariato sezionale Stanga. E adesso cambiamo decisamente argomento perché parliamo del matrimonio tra Giancarlo Gentilini e la sua Maria Assunta. Siamo alla vigilia ormai di questo evento molto atteso nella Marca trevigiana e non solo, un evento che si svolgerà, come sapete, come abbiamo raccontato anche ieri, nel comune emiliano di Viano, un po' lontano dai riflettori. Verrà celebrato con rito civile dal sindaco leghista di questo comune emiliano. Alla vigilia allora di questo evento abbiamo incontrato Giancarlo Gentilini e la sua Maria Assunta e sentiamo cosa ci hanno detto. Ultime ore da fidanzati per Giancarlo Gentilini e la sua futura sposa Maria Assunta Pace, prima del matrimonio che verrà celebrato domani mattina con rito civile nel piccolo paese di Viano, unico comune leghista dell'Emilia Romagna, il cui sindaco è grande amico di Gentilini. È un grande amico mio, l'ho conosciuto e ha seguito sempre il Vangelo secondo Gentilini. Gli abiti per le nozze sono già pronti, ma in valigia i due futuri sposi porteranno ben altro. Contengono l'amore che io ho trasfuso alla Maria, alla mia Maria. Si tengono per mano Giancarlo e Maria, che hanno deciso di coronare un amore cresciuto piano piano, iniziato come una semplice amicizia nata alla fermata dell'autobus. Gentilini, sulla soglia degli 89 anni, spazza via ogni polemica legata alla sua età. Qualcuno dice, ma lei, signor sindaco, è troppo vecchio? Ma l'età non conta. Conta soltanto che ci sia questa atmosfera
di affetto, di amore. Maria racconta com'è il Gentilini lontano dalla politica tra le mura domestiche. Una persona molto affettuosa, presente, romantico sì, è una persona molto sensibile e la sua durezza è solo apparenza. Lui è stato conquistato dal carattere forte della compagna e dalla sua grande dote di cuoca. Giancarlo è stato conquistato per quanto riguarda le buone cose da mangiare. A fare da testimoni agli sposi saranno il figlio Antonio per lui e Mauro per Maria. Tra gli invitati non ci saranno esponenti politici, il loro sarà un matrimonio lontano da Treviso e dal clamore. È una cosa riservata, una cosa personale, poi io sono un amico sulle cose mie personali, di dare un grande clamore. Gli amici, la lettura di libri e giornali, le chiacchiere, le coccole alla loro gattina di 22 anni. Così Giancarlo e Maria trascorrono le giornate insieme. Passiamo le giornate così alla sera, qua, e poi quello che è naturale è che sboccia l'amore. Un Giancarlo Gentilini innamoratissimo che descrive così la storia con la sua futura sposa. Questa non è una cascata, ma è un diluvio universale d'amore. E adesso parliamo di turismo nella Marca trevigiana con il successo della Greenway sul Sile. L'ultimo arrivo è di una delegazione dalla Cina che rappresenta oltre 500 milioni di potenziali turisti alla scoperta di Treviso e dalla Marca. Tour operator che stanno abbinando Venezia al territorio trevigiano, promuovendo oltre alla storia della Serenissima l'offerta enogastronomica sempre più apprezzata da tutto il mondo. Del resto la Marca è sempre più terra del prosecco, ad oggi l'ambasciatore più efficace soprattutto nel nord Europa. E non a caso gli ultimi dati sulla ricezione e presenza straniera in Veneto danno Treviso e Vicenza in costante crescita rispetto alle altre province. E tra i turisti lievita quello dal nord, in sella alla bicicletta. Ecco perché la regione punta ad incentivare le due ruote. Noi stiamo puntando molto sul cicloturismo, stiamo puntando molto sul turismo lento e green, verde sul territorio, creando nuovi prodotti turistici. Sono soprattutto i tedeschi ad utilizzare la bicicletta per questa forma di turismo lento che ora nella Marca può contare su una nuova tratta totalmente attrezzata. Ad oggi sarà possibile, per esempio, da Treviso arrivare direttamente a Jesolo, quindi 52 km di pista attrezzata, segnalata, lungo l'ansa del Sile e quindi con scorci stupendi che saranno a beneficio degli abitanti, dei cittadini, dei vari paesi tra cui Treviso, ma soprattutto dei turisti che stanno arrivando sempre più in massa nella nostra città. A Venezia adesso non solo architettura, a Venezia maggio è anche il mese del design, grazie all'iniziativa partita in questi giorni a Palazzo Morosini in Campo Santo Stefano. Rimarrà aperta al pubblico fino al 17 giugno la seconda edizione di Design.ve, il festival biennale del design a Venezia. Noi crediamo che architettura e design siano strettamente legati ed è per questo che abbiamo deciso di presentare questo progetto durante il primo mese di Biennale Architettura. L'esposizione, finanziata da Generali Italia, vede il coinvolgimento di oltre 70 designers e quest'anno ha come filo conduttore l'idea dell'adattabilità e degli usi alternativi. L'obiettivo di Design After Darwin, Adapted to Adaptability, è mostrare la multifunzionalità degli oggetti di design e come questi possano essere reinterpretati al di là della progettualità della funzione pensata dal designer e dal progettista dagli stessi utilizzatori. Il percorso di Design.ve si articola in una mostra collettiva principale e in altri 17 spazi espositivi, tutti a ingresso libero, distribuiti nelle varie zone della città. L'idea è di offrire una passeggiata attraverso i vari sestrieri in cui ogni tappa diviene l'occasione per scoprire progetti di design ambientati in luoghi unici, spesso non accessibili al pubblico e fuori dalle rotte turistiche più tradizionali. Questo elemento di accessibilità, di rendere vicini alle persone che viaggiano per Venezia, che visitano Venezia, delle forme artistiche, l'abbiamo trovato molto in linea con il nostro progetto Valore Cultura, che ha due elementi chiave, due parole chiave: l'arte e l'accessibilità. Punto di partenza del percorso è Palazzo Morosini-Gattenburg in Campo Santo Stefano, una delle storiche sedi di Generali a Venezia, che la compagnia ha deciso di aprire ai visitatori nell'ambito del progetto Valore Cultura, nato nel 2016 per sostenere e rendere accessibili a un pubblico sempre più vasto le migliori iniziative artistiche e culturali.
Siamo in chiusura, vi ricordo alle 13, fra pochissimo come ogni venerdì si torna a parlare di salute e lo facciamo parlando di cardiologia e delle eccellenze cardiologiche della nuova azienda sanitaria polesana. Lo facciamo con il dottor Loris Roncon, direttore di cardiologia dell'ULSS 5 e il dottor Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana. E poi questa sera, a 20:10, da non perdere, un Massimo Cacciari, filosofo, scrittore, ex sindaco di Venezia, a 360 gradi, e quindi parliamo di politica, di governo, del suo Veneto, del futuro del Veneto e di molto altro ancora. Quindi stasera a 20:10 Massimo Cacciari, ospite dei nostri studi. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati. Arriva l'anticiclone Scipione e sarà bel tempo e caldo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 25 maggio. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese. Temperature in aumento con minime comprese tra 14 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 29 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane potrebbero verificarsi deboli piovaschi sui monti dell'Udinese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Anche in questo caso le temperature risulteranno in aumento, con le minime comprese tra 16 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi. Non cambia molto la previsione se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato su tutti i settori della regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche addensamento generalmente innocuo sui settori più meridionali. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!